Bella a tutti, regà. E non si può stare un attimo tranquilli. Allora, sembra che stiamo giungendo ad una conclusione, alla conclusione di questo tragicomico film che si chiama Alla ricerca di un allenatore. Allora, già è tanto che comunque stiamo riuscendo a portare a finire questa tragedia, perché non se ne poteva più, i tempi si stavano veramente allungando in una maniera indefinita e quindi almeno questa cosa, per quanto non so quanto sia positiva, cioè è positiva il fatto che abbiamo trovato un allenatore, però comunque fatto sta che sembra, perché poi il condizionale è d'obbligo, sembra che ce la stiamo facendo. Abbiamo trovato il mister, come avrete letto penso tutti, si sta parlando di Davide Nicola. Allora, allora, innanzitutto perdonatemi, facciamo così, così vedete pure le fasi di produzione, facciamo così, tanto sto su Photoshop, devo modificare la copertina perché devo aggiungere comunque il punto interrogativo, quindi aggiungiamo il punto interrogativo e parliamo di Davide Nicola. Tanto salviamo, copertina e a posto. Parliamo di Nicola. Questa era una pagina che mi ero aperto così per vedere una cosetta. Allora, io ho cercato Davide Nicola e praticamente scusate la ripetizione, sembrerebbe cosa fatta. In realtà Nicola sarebbe ancora sotto contratto con l'Empoli, ma dopo un colloquio avuto con Bonato sembrerebbe deciso ad approdare a Cagliari. Lo riporta Sky Sport dicendo che Nicola ha detto sì, Empoli su Di Francesco. Quindi Sky Sport ci conferma che comunque sembrerebbe di sì. Anche il TGR Sardegna, comunque Rai News, conferma questa cosa. L'indiscrezione, se non mi sbaglio, era stata lanciata dall'Unione Sarda, che appunto dice c'è un'intesa di massima tra Davide Nicola e il Cagliari. L'incontro tra il tecnico dell'Empoli e il DS rossoblù Nereo Bonato a Torino è andato a buon fine. A me la cosa che mi ha fatto più ridere è stata, citando Kairi News 24, che cita al suo interno Nicolò Schira, dice: dopo settimane di riflessioni, dice Nicolò Schira, dopo settimane di riflessioni il club rossoblù ha individuato infatti in Davide Nicola il nome giusto al quale affidare la pesante eredità di un totem come Claudio Ranieri. Ieri il tecnico piemontese ha comunicato all'Empoli la volontà di non proseguire al timone della squadra azzurra, nonostante il rinnovo fino al 2025 con la società del presidente Corsi scattato dopo il conseguimento della salvezza. Nicola ora è pronto a volare in Sardegna. Positivo il primo summit con la dirigenza cagliaritana ieri pomeriggio. Un feeling immediato col DS Nereo Bonato, che ha permesso di gettare subito le basi per un accordo biennale da siglare nei prossimi giorni. Prima infatti le due società definiranno amichevolmente l'accordo per la risoluzione del contratto tra Nicola e l'Empoli. Un feeling immediato con Bonato, cioè è come se io dicessi di avere un feeling con questa spillatrice. Mi metto proprio a tutto schermo. No, quello era il banner, perdonatemi. È come se io dicessi ho un feeling enorme con questa spilla. È proprio... Guarda,
la userò per 2 anni. Un feeling con cioè, non è per cattiveria, perché poi sembra che uno vuole diventare cattivo. Ma come fa a esserci feeling con un essere inanimato sostanzialmente? Cioè, vabbè. Comunque, arriviamo al discorso principale. Mi rimetto un attimo a tutto schermo qua davanti, così almeno non devo girarmi di qua. Nicola. Che cazzo era, boh? Nicola è l'uomo giusto? Se me lo chiedete a me, io vi dico non lo so. È il campo che ce lo dirà, ci potrà dare questa risposta. Se vi devo dire invece se Nicola è un nome che penso possa fare al caso del Cagliari, io tempo fa vi avrei detto sì, ma non è questo il modo, non è questa la maniera e al momento attuale penso ci fossero dei profili molto più adeguati rispetto a quello di Nicola. Lui è l'ultimo che sarei andato a prendere e probabilmente nemmeno lo avrei preso. Perché Nicola negli ultimi anni ci ha mostrato come la sua abilità sia quella, è brutto da dire, però è palese come sia così, di abile traghettatore, non di certo di una persona con cui costruire un progetto. Purtroppo è brutto da dire, ma è così. Ce lo ha dimostrato a Crotone, ce lo ha dimostrato a Salerno, ce lo ha dimostrato con l'Empoli, ce l'ha dimostrato con la sua squadra del cuore, con il Torino. Ci ha sempre dimostrato la sua abilità nel prendere squadre in situazioni abbastanza pericolose, in situazioni abbastanza disastrose e riuscire a portarle alla salvezza, all'obiettivo. In questo è sempre stato un maestro. Per quanto riguarda invece partire dall'inizio con una squadra, Nicola già ha fatto sempre molta più fatica. Se non mi sbaglio, con il Crotone è stato esonerato, ma lo andiamo a vedere subito. Quando è partito dall'inizio, no, una stagione l'ha fatta dall'inizio e ha portato la squadra alla salvezza, nonostante soltanto 9 vittorie e 7 pareggi, con soli 34 punti, una media punti di 0,89 a partita, è riuscito a portare il Crotone all'ultimo posto utile per rimanere in Serie A. L'anno dopo è stato esonerato, l'anno dopo con l'Udinese è stato esonerato, tra l'altro la parentesi con l'Udinese non me la ricordavo, il Genoa è riuscito a salvarlo, il Torino è riuscito a salvarlo, la Salernitana è riuscita a salvarlo e noi ce lo ricordiamo bene. L'anno dopo con la Salernitana è stato esonerato e al suo posto poi è subentrato Paolo Sosa e l'Empoli è riuscito a salvarlo la maggior parte delle volte, come vediamo qui, nell'ultimo posto utile. Tra l'altro, apriamo giusto al volo Wikipedia per farci, perché io purtroppo la memoria è quella che è e ho bisogno di avere, tra l'altro zoom un pochino dappertutto così almeno anche voi siete in grado di leggerlo. Per esempio, serie, no, anzi, Genoa 2019-2020. Dovrebbe comparire l'anno sportivo, perfetto. Nicola è subentrato. Ok, Nicola è subentrato e ha portato la squadra al 17° posto. Subentrato a Andrea Azzoli e a Tiago Motta. Con l'Udinese, che ecco, vedi, erano sparito il numero di partite. Se faccio così sparisce il numero di partite, vabbè. Con l'Udinese ha fatto 15 partite. Udinese 2018-2019. Anche qui è subentrato. È stato l'intermezzo. Aveva cominciato Velasquez. Nicola è subentrato alla 13ª, è durato fino alla 28ª giornata e poi è subentrato Tudor. Quindi praticamente ha fatto
un po' di girone d'andata e un po' di girone di ritorno. Una via di mezzo. E la squadra è arrivata al 17° posto. E queste già sono cose un po' più recenti. Se non mi sbaglio, qua a Crotone aveva cominciato e poi è stato esonerato, giusto? Crotone Calcio 2017-2018. Vediamo un po'. Sì, tra l'altro gli subentrò Zenga che un paio di anni dopo sarebbe arrivato anche da noi. Io che vedevo dire, raga? Cioè, noi abbiamo visto, vediamo per esempio qua, che Nicola fece benissimo, per esempio con il Livorno. Ed era la pagina che prima era aperta di Wikipedia, perché l'anno prima di questa stagione il Livorno concluse il campionato tipo al 17° posto in Serie B, in un'epoca in cui la Serie B era a 22 squadre e il 17° posto comunque equivaleva ad una zona abbastanza bassa della classifica. Lui riuscì a portare il Livorno al 3° posto e a quanto pare credo anche a vincere i playoff, stando a vedere quello che c'è scritto qui. Salvo poi venire esonerato l'anno dopo in Serie A. È ripartito poi dal Bari in Serie B e poi tutto quello che abbiamo visto. Io non posso dire che non sia un bravo allenatore perché ha dimostrato di esserlo, però io nutro forti dubbi su quelle che possono essere, perdonatemi, la lampadina fa le bizze, se riesco a accenderla, non si accende più, eccola, perfetto. Non nutro dubbi sul fatto che lui possa essere o meno un bravo allenatore. Nutro dei dubbi, ma dei forti dubbi, sul fatto che lui poteva essere un profilo giusto, ma in un determinato contesto, in una determinata situazione. Se noi avessimo avuto Mister X di turno, che da inizio campionato a metà ci avrebbe condotto ad una zona di classifica rischiosa, Nicola era quel tipo di profilo giusto che serviva per portare la squadra alla salvezza. Perché lui è un maestro in queste cose, lo abbiamo visto. Ma abbiamo visto che puntare su di lui dall'inizio non so quanto possa essere producente. Poi è chiaro che io posso dire e pensare quello che mi pare e poi il giudizio finale lo darà il campo. Però stiamo parlando di un allenatore che quasi mai ha avuto una possibilità di fare mercato, quasi mai, di scegliere i giocatori che più gli servivano, di scegliere i giocatori a lui più congeniali, a lui più utili. Con questa cosa del mercato potremmo avere magari, dubito che il Cagliari lo possa fare, però potremmo avere la società che potrà essere accondiscendente con le richieste del mister e fornirgli i giocatori che gli servono, ma potremmo avere l'esatto opposto, visti i trascorsi del Cagliari. E quindi a cosa sarà servito portare Nicola? Io non sto capendo le mosse della società, veramente faccio fatica a comprenderle perché secondo me con Juric a disposizione era lui il nome che doveva essere scelto, era lui l'allenatore perfetto, era lui anche che sarebbe servito a redimere per quanto possibile questa società. Gli avrebbe permesso di far cambiare idea a chi, come me, crede che in dirigenza abbiano bisogno di persone che possano fungere da parafulmine. Nicola probabilmente avrà questa funzione. Sarà un altro parafulmine, un altro allenatore che nella migliore delle ipotesi ci porterà ad una salvezza un po' più tranquilla, che sicuramente è un passo in avanti rispetto a quello visto fino adesso, ma non porta un reale qualcosa in più
non ti porta a quello di cui hai bisogno, non ti porta a quel qualcosa di cui tu hai bisogno per fare lo step successivo. Non ti porta a nulla di tutto questo. E ripeto, io mi auguro di essere smentito, perché poi il giudizio finale, come sempre, lo dà il campo. Poi c'è anche un discorso da fare, perché come ci ricorda Transfer Market, e giustamente voi non lo state vedendo, ho chiuso tutto, maledizione. Che cazzo ho aperto su Transfer Market? Non lo so, non lo so. Vabbè, questa la chiudiamo. Mettiamo così. Ah no, aveva aperto Nicola. Ok, perfetto. Modulo più utilizzato negli ultimi 2 anni è un 352. Un 352, tra l'altro, a cui c'è il bilancio così. Se io vado sul rendimento completo, che compare quello che avevo aperto prima? Così per curiosità, perché io volevo vedere più o meno le formazioni fatte da Nicola. Perché al momento attuale il Cagliari non la vedo come una rosa che sia in grado di supportare questo tipo di modulo. Ah, perfetto, ecco. 3-5-2, 3-5-2, 3-5-2, 3-4-2-1, 3-4-2-1. Abbiamo una volta una difesa a 4, difesa a 3, difesa a 3, 4-3, 4-3, 4-5-1 addirittura, ma in linea di massima abbiamo, vabbè, qualche 4-2-3-1, il 3-5-2, 4-4-2, 4-4-2, 5-3-2 addirittura, 4-4-1-1, però stiamo parlando di anche se nel 2017 con il Crotone ha usato il 4-4-2, però negli ultimi anni mi sembra di vedere che prediliga di gran lunga la difesa a 3, però ha usato anche la difesa a 4. Bisognerà capire anche questo, perché se vorrà adottare la difesa a 3 la squadra non mi sembra adatta e bisognerà andare ad agire per forza di cose sul mercato. Se vorrà adottare la difesa a 4, comunque bisognerà agire sul mercato, ma in maniera ovviamente diversa. Io temo, e non temo, su quanta voce in capitolo potrà avere il mister. Temo fortemente. Che poi la cosa bella, sapete qual è? È che noi stiamo parlando, stiamo dicendo, stiamo argomentando, ma Nicola potrebbe tranquillamente non arrivare. Io a questo punto non so nemmeno se sperarci o meno, perché io voglio che questa tribolazione del trovare un nuovo allenatore finisca il prima possibile. Ma vorrei anche un allenatore valido, un allenatore che veramente ci possa fare quel salto di qualità. E questa cosa io e Nicola non la trovo. Quindi non so manco cosa sperare. Che macello, raga. È un macello. È un macello perché io poi ho letto, non ce l'ho con voi, ma ho letto certi commenti sotto il video del decennale dei Giulini che mi hanno fatto cascare le braccia. Mi hanno fatto veramente cascare le braccia. Cioè, se vi piace così tanto, tenemoselo allora. Però, cioè, apriamo gli occhi. Apriamoli. Perché a questo punto, se uno non vuole ammettere, è perché in qualche modo gli fa comodo che ci sia lui. Non so in quale modo, in quale maniera, ma io penso sia uno dei video più brutti di sempre questo. È che veramente io non... Cioè, il meme di Malcolm, palesemente il meme di Malcolm. Questo è il meme di Malcolm.
Non lo trovo manco in italiano, volevo far vedere il meme di Malcolm, ma vabbè. Sono veramente rattristato. Penso sia il termine più corretto da usare. Io ovviamente detto questo mi auguro che Nicola possa fare benissimo, mi auguro che il Cagliari possa rinascere come una fenice dalle sue ceneri, mi auguro che si possa fare un passo in avanti, mi auguro che si possa cominciare una sorta di progettualità nel Cagliari, mi auguro veramente tante cose, mi auguro un mercato che possa dare i suoi frutti quest'anno, mi auguro tutto ciò che di positivo possa accadere in una stagione. Però non ho basi su cui pensarlo, sono soltanto speranze. E io mi sono rotto il cazzo di sperare. Mi sono rotto i coglioni. Quindi, boh, staremo a vedere. A voi, per esempio, Nicola piace come profilo? Lo ritenete l'allenatore giusto? Perché io con lui mi aspetto il classico campionato degli ultimi anni. Quindi salvezza ottenuta abbastanza faticosamente, spacciata per un obiettivo, un'impresa storica e poi puntualmente finisce l'anno e dice vabbè, se ne riparla l'anno prossimo, ricostruiamo l'anno prossimo e tutto quanto. Basta, basta. È arrivato adesso il momento per costruire. Non lo so, non lo so, raga. Io sono molto rattristato, veramente tanto rattristato. Poi più guardo la formazione, più le formazioni che ha usato, più non so quanto sia lui l'allenatore più adatto. Non lo so. Guardiamo anche. Mm, Transfer Market non la fa comparire sugli allenatori la cosa della percentuale di trasferimento. Ci speravo, ci speravo. Però sembrerebbe praticamente ufficiale. Staremo a vedere. E niente ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.